Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva l'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura anche di arte, de come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si perasogando, se proprio non vecamo del mio modo di parlare, poter andare tutti da che voi devo tramare. Ciao dal Canaia, benvenuti ancora a questo nuovo inserto di Vernacolando chiamato Vernacolando TV. Oggi giornata particolare con molte cose simpatiche da ascoltare e da vedere. In particolare, oltre alle vostre traduzioni, oltre a nominare il Mr. X o Mrs. X della giornata, abbiamo la toponomastica di una città della nostra regione. Ma non perdiamo tempo, diamo subito le parole alla Boscola. Boscola! Allora, a prima, canfin. Cosa sei sto canfin? Dimmelo amiche estratto Sì. Boscola. Dai, su. E dopo quest'altra parola, hai una parola anatomica. Ah, Maleolo. Il Mr. X di oggi è? e ci ascolta Luca da Saccolongo. Saccolongo. Perfetto. Yeah. Chi è? È il gallo di Saccolongo. Avete quanti galli avete lì a Saccolongo? Abbastanza. Non avete fatto Galli, galline. un censimento? Sì, più o Ma meno. lo sai che voglio dire, ma almeno ne avete uno per pollaio, perché sai che non ci possono stare due galli in un nello stesso pollaio. No, perché insomma. anche perché si beccano. Vedi. Bene. Allora, dunque, Saccolongo, provincia di Padova, lo ricordiamo. E allora, sentiamo un po'. Dai, è il Canfin. Il canfine, l'ume a petrolio, praticamente sarebbe quello che porta su l'olio, l'olio e poi si dà la fiamma. Certo, per fare luce. Diciamo, Bene. Esatto. Ultimamente si usa anche in determinate circostanze, tipo non so, ad Halloween, no? Quando devi far paura, ti metti la maschera del mostro cattivo e poi vai in giro con questo canfin a fare paura. A fare paura. Mio nonno. Vedi. Eccola. Allora. Senti, e invece? Invece il maleolo. Il maleolo, la caiccia. La caiccia, bravissimo. Caiccia. Perfetto. Bene, cosa stai facendo Luca? Non sei lì? Sto lavorando. Dillo. Sei nell'AIA oppure? No. No. Secondo me, senti secondo il gallo? uscito. Senti il gallo? No, che secondo me ma di solito il gallo non dovrebbe cantare quando il sole sorge. No, ma non ci c'hai un sono gallo pigro. non ci sono più i galli di una volta. Anche no. Ok, Boscola, le soluzioni adesso. La parola di ancuo, a Sì. prima, canfin. perché- Sa sto cosa cavolavi dire? Sentiamo. Ma dimetti, ma dove sei che ti ha trovato sta parola? Lume a olio. Che in italiano sarebbe un lume a olio. Beh, dillo in italiano. E sempre parlando di Italia, maleolo. E ti avevi da dirmi praticamente in dialetto dei tuoi parti. Sì. Nosela. Bene, sentiamo adesso un mio esimio collega, esperto in toponomastica, il professore El Caneja. Cari vernacoliere e vernacolieri, benvenuti alla rubrica della toponomastica veneta, cioè l'origine del nome delle nostre città. Oggi siamo in provincia di Venezia. Abbiamo l'onore di studiare la toponomastica di Cavazzare. Vediamo un po' da dove viene fuori Cavazzare. Dunque, Cavazzare nacque come avamposto fortificato etrusco di Adria e fu in seguito occupato dai Romani.
Dalle Fossiones Filistine il sistema di arginatura dell'Adige, che si trovava poco più a nord, prese il nome di Caput Ageris, cioè testa capo dell'argine, che divenne quindi Caput Argilis e quindi Caudazzere in Veneto e Cavazzere in italiano. Tra le manifestazioni ricordiamo nel mese di giugno la festa dei fiori in piazza, con esposizioni e vendita di fiori. Il patrono, San Mauro, si festeggia il 22 di novembre. Dal professor El Canaja, tanti cari saluti. Bene, per oggi è tutto. C'est ora di salar. A domani!